Matteo Arioli, corsia 5, sigla il primo tempo di passaggio 28,51. Intanto per la prima serie Alberto Cilloni in corsia 1, alla 2 Michele Varatti, alla 3 Matteo Lamberti, alla 4 Zeno Tecchiolli, alla 5 Alessandro Spreviglieri, alla 6 Davide Mauri, alla 7 Alessandro Speroni, alla corsia 8 Simone D'Avanzo. Intanto ai primi 100 metri di gara 1:00:05 Matteo Arioli, DDS. Ancora Matteo Arioli a metà gara 2:05:50, 2 secondi e 03 su Michele Lamberti, 2:71 su Lorenzo Campari. E dunque i nuotatori sono alla virata dei 300 metri, 4 vasche, Matteo Arioli 3:10:68 alla 5, Michele Lamberti staccato di 2 secondi e 03 in corsia 4. Un secondo e 48, Michele Lamberti cerca di riportarsi sotto, Matteo Arioli continua a condurre in corsia 5, Lorenzo Campari la terza piazza in corsia 6. 4:31:09 il tempo da battere per salire al comando delle operazioni. E dunque Matteo Arioli 4:14:23, 4:15:28 Michele Lamberti, 4:17:60